Allora, giornata della memoria. L'ANPI, assieme ad altre associazioni, ringraziamo in modo particolare la CGIL e lo SPI che ci aiuta sempre proprio nell'organizzazione dei nostri eventi. L'ANPI, dicevo, cerca di offrire stimoli, elementi di conoscenza, perché siamo convinti che solo attraverso la conoscenza si possano formare dei pensieri critici. Memoria è appunto non solo ricordo, non solo commemorazione. Noi di commemorazioni ne facciamo, ci piace ricordare i luoghi, gli eventi, le persone, però ci piace anche avere memoria. Memoria che vuol dire pensare a quello che è accaduto, memoria che vuol dire formare un pensiero critico, memoria che vuol dire fare tesoro delle esperienze dolorose degli altri per imparare a scegliere, a discriminare, a fare un confronto fra i nostri valori, fra la nostra civiltà, fra la nostra coscienza e quelli di altri che hanno portato a genocidi, a scempi, a tutto quello che stasera avremo anche il piacere di sentire. Come premessa ho imparato negli ultimi anni, studiando questi fenomeni e parlando con molti studenti, centinaia di studenti, che la cosa più preziosa che noi abbiamo per ricordare è la parola, è il linguaggio. E se noi leggiamo i giornali, se noi ascoltiamo la televisione, vediamo che spesso le persone parlano con molta superficialità. Cioè bisogna in qualche modo sempre pesare il linguaggio. Se noi andiamo a leggere i giornali degli anni 20, degli anni 30, ci accorgiamo che spesso il linguaggio è stato determinante. Determinante è stata la propaganda. La propaganda è quella cosa straordinaria che in qualche modo viene inventata dagli intellettuali, dalle classi dirigenti, ma che si inserisce anche poi nella coscienza popolare. La propaganda diventa senso comune. Ed ecco che quindi le parole devono essere sempre pronunciate con attenzione. Meglio parlare poco, ma parlare con attenzione. Perché poi ovviamente nella comunicazione contemporanea questo è ancora più vero, però anche negli anni 20 e negli anni 30 queste parole pronunciate in un determinato contesto hanno provocato quella cosa che poi è diventato l'Olocausto, che è diventata la Shoah per gli ebrei, che è diventato il Poraimos per gli zingari, che è diventata sostanzialmente l'annientamento dell'Europa. Volevo iniziare questa serata con la testimonianza di Eliseo Moro, partigiano deportato a Dachau, quindi uno dei campi di concentramento più noti, uno dei primi ad essere aperti nella Germania nazista, ma ovviamente lui viene deportato durante la Seconda Guerra Mondiale. Ai primi di gennaio sono arrivate 3 camionette, una di fronte a casa, una parte per parte, e sono scesi i tedeschi e i fascisti e sono entrati a casa mia. La casa mia è distaccata, non c'ha case attaccate, no? E erano campi una volta dietro e scappare non si poteva perché gli alberi erano senza foglie. Forse ti trovavano subito, se ti vedevano che scappavi gli facevano la foglia. Entrarono, mi nascosi dietro una porta, ma da poco il nascondiglio. Mi presero e con loro c'era un ragazzo che era in montagna con me, che se lo portavano dietro per fare la spia. E questo ragazzo ha detto sì, questo qui era con me lassù. Così mi presero, mi portarono a Pordenone, prima in una casermetta vicino alla vecchia fiera, e là avevano anche i cani lupo che cercarono di farmi assaggiare la mia carne. E non mi hanno fatto niente, fortuna. Di lì mi hanno portato al castello a Pordenone e lì c'era anche mio padre. Aveva quasi 60 anni, però dopo poco lo hanno lasciato. C'era mio padre e un altro signore da Codroipo, il padrone delle polveriere di Codroipo. Noi eravamo liberi di circolare nei corridoi, non chiudevano la porta.
per rispetto si vede per il vecchio, i due vecchi, non per me. Dopo di pochi giorni via a Udine, alle carceri di Udine, pochi giorni a Udine, in treno e via in Germania. 4 giorni ci hanno fermati a Salisburgo perché guardavano la stazione, il treno, gli altri tedeschi fuori dai buchi ci guardavano e noi fermi dentro nel treno, non potevamo uscire. Fortuna non è successo niente al treno e così siamo partiti e siamo arrivati a Dachau e lì ci hanno fatto scendere e loro a spintoni, urli, calci, pedate, urli, ingiurie di tutte le misure che usavano loro, ci hanno fatto mettere in 5x5 in fila e così ci hanno fatto marciare, entrare nel campo, siamo passati sotto quella bella scritta che tutti conoscete e siamo entrati, ci hanno portati subito ai spogliatoi e loro lì ci hanno cominciato la giacca, la metti qui, c'erano tanti prigionieri che dirigevano il lavoro dentro, la giacca la metti qui, i pantaloni li metti lì, le mutande li metti di là, la camicia la metti per di lì, gli occhiali se li hai c'è il posto per gli occhiali, tutti i buchi, erano buchi grandissimi, non so se li avete visti voi, le scarpe e i vestiti, i primi anni dopo la guerra, c'erano migliaia e migliaia di scarpe, i vestiti non sapevano più cosa farli loro, e così ci hanno spogliati e ci hanno portati alle docce, un gran stanzone e ancora là, c'erano le docce sul soffitto, da uno si va acqua calda, dall'altro si va acqua fredda, e tutti tirati in là, tirati in là, tirati in là e non si poteva mai prendere quella giusta perché la prendevi un momento e dopo l'altro ti spingeva via. Finita la doccia ci hanno messo in fila e siamo capitati sotto il tiro dei barbieri. Allora ogni barbiere aveva l'aiutante con un secchiello, un sporro. Il barbiere cominciava a lavarsi prima la testa, c'era stata una striscia come i moicani in testa per riconoscersi se scappavamo. E il resto ti tiravano via i peli dappertutto, no? E dopo l'altro l'aiutante con la creolina bruciava come il diavolo, mamma mia quanti salti. Insomma, dopo di lì avanti ci ritornano a dare i vestiti, allora uno dà il vestito, però non guardavano se uno era grande o se uno era piccolo, quello che prendeva su quel disgraziato là, ti capitava, se uno era piccolo veniva il vestito grande magari, ma uno grande se gli capitava piccolo non sapeva cosa farne. A me è capitata una giacchettina di un giovinotto, ho dovuto levare le fodere per poterla indossare, una maglietta, un paio di pantaloni, un paio di scarpe, sempre di morti, di quelli prima di noi che avevano, come noi, depositato nel magazzino. È una storia. Qualcuno, gli storici, quelli con la S maiuscola che insegnano all'università, i vecchi parrucconi, parlerebbero di una storia minore. E invece non è una storia minore, perché le storie minori, apparentemente minori, sono quelle che poi contribuiscono a creare una memoria collettiva. Quante storie come quella di Eliseo ci sono state? Quanti hanno potuto poi raccontarle adesso da più di 60 anni di distanza, raccontarle subito dopo o scriverne subito dopo. Una storia, abbiamo visto, di resistenza, di deportazione, di internamento, e poi ancora dopo la guerra qual è stato il riconoscimento che lo Stato italiano ha dato a queste persone? Forse era quel patto uomo-carbone, no? Per il Belgio. Quindi non c'è stata riconoscenza da parte dello Stato italiano nei confronti di coloro che hanno dato i migliori anni della loro vita per la patria, chiamiamola pure patria.